Neve su tutto il Veneto e disagi sulle strade, l'incidente più grave in Romea, lo schianto tra un'auto e un camion, morta una trentenne di Chioggia, Barbara Penzo, altro grave sinistro lungo la Triestina. Sono il 50% i treni regionali soppressi per quella che RFI definisce nero su bianco una grave emergenza, mentre per tutto il resto del mondo si tratta semplicemente di qualche fiocco di neve. Confermata per domani la chiusura delle scuole a Chioggia per il secondo giorno consecutivo, nonostante le previsioni diano per conclusa l'emergenza. Parla Maria Grazia Canuto, finita nell'occhio del ciclone per l'inchiesta fanpage su Marghera. Mi hanno dipinto come un mostro ma sono una persona per bene, questa è una manovra politica, dice. Ieri a Roma la storica firma della preintesa sull'autonomia del Veneto, primo passo su 5 materie. Vi spieghiamo cosa prevede l'accordo che fa da apripista ad altre regioni. Chi chiede una proroga sulla scadenza del 10 marzo per il decreto vaccini si dovrebbe vergognare, parole durissime quelle del ministro Lorenzin alla volta dei sindaci veneti. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia, edizione che si apre con l'ondata di maltempo che ha interessato il Veneto e la provincia veneziana, pesante il bilancio, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Una ragazza di 30 anni è morta in un incidente lungo la Romea dove un'altra persona è rimasta ferita, 3 invece le persone finite in ospedale dopo un frontale lungo la Triestina. La neve caduta copiosa per tutta la notte ha trasformato la Romea in una trappola mortale. La tragedia alle 8 del mattino, all'apice della bufera, all'altezza del chilometro 115 tra Lughetto e Campagna Lupia. La Peugeot guidata da Barbara Penzo, trentenne di Chioggia, si è scontrata per cause ancora da chiarire con un camion cisterna con targa ungherese. Dopo l'impatto violentissimo, il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata finendo nel fossato. La giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo semidistrutto della sua utilitaria. Inutile la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco e del personale del 118 che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale di Mestre dove è espirata pochi minuti dopo l'arrivo. Stava rientrando a casa dopo una notte di lavoro come operatrice sociale. La circolazione, già difficoltosa per il maltempo, è stata completamente interrotta per circa un'ora, sul posto per i rilievi carabinieri e polizia locale. E qui a Montironi invece lungo la Triestina, poco dopo le 10:30, sempre l'asfalto reso scivoloso dalla neve ha provocato un altro violento incidente frontale che ha coinvolto 3 persone. L'incidente al chilometro 13 in direzione Jesolo. I 3 feriti sono stati accompagnati in ospedale dalle ambulanze corse sul posto, insieme ancora una volta ai vigili del fuoco. Sono tutti fuori pericolo, ma uno di loro ha riportato gravi ferite. Le condizioni della Hyundai e della Renault coinvolte testimoniano la durezza dell'impatto. All'origine dell'incidente anche in questo caso le condizioni meteo proibitive. Al già pesante bollettino della nevicata si aggiungono decine di contusi in altrettanti incidenti dovuti a fuoriuscite autonome, coi pronto soccorso costretti a fare gli straordinari in tutta la regione. Pesantissimi problemi anche alla circolazione ferroviaria, con oltre metà delle corse da e per Venezia cancellate da Ferrovie Italiane. Il treno regionale 2779 di Trenitalia, previsto in arrivo da Venezia a Santa Lucia e diretto a Adria alle ore 9:32, oggi non è stato effettuato per difficili condizioni meteo. Ci scusiamo per il disagio. Sono il 50% i treni regionali soppressi in Veneto per quella che RFI definisce nero su bianco una grave emergenza, mentre per il resto del mondo si tratta semplicemente di qualche fiocco di neve. A subire i disagi maggiori i pendolari, che si sono visti privati di ogni possibilità di raggiungere il posto di lavoro, con buona pace dei consigli della Protezione Civile che nelle scorse ore invitava a lasciare l'auto in garage e servirsi dei mezzi pubblici. Epiteti non lusinghieri sono stati indirizzati alle divinità di svariate religioni dai passeggeri delle linee di sistemi territoriali che hanno annullato tutte le corse sulle tratte Mestre Adria e Rovigo-Chioggia. I pochi treni non cancellati per tutto il giorno hanno viaggiato con ritardi tra i 20 e i 90 minuti. Dovete prendere il treno? Sì. Pensate che ci sia? Penso che ci sia. Speriamo? Speriamo di sì. Treni purtroppo regionali oggi sono quasi tutti soppressi, solo le frecce viaggiano praticamente. Lo so, è un disagio, però purtroppo bisogna capire che quando ci sono queste situazioni c'è poco da fare, insomma. Dove dovete andare? A Vicenza. Pensate di arrivarci? Speriamo, dai. Una riduzione resa necessaria, si legge in una surreale nota di RFI, per garantire una migliore regolarità del servizio ferroviario, data la previsione di nevicate e fenomeni di gelicidio. Il ritorno alla normalità è previsto per venerdì con il migliorare delle condizioni meteo.
Situazione invece sotto controllo all'interno della città, dove la giornata è trascorsa senza particolari emergenze. Con questo tempo, guarda, non ci si ghiaccia in un secondo. Ho un appuntamento dall'altra parte della città. E com'è muoversi? Bello. Tranquillo, basta stare un po' tranquilli, camminare piano, non c'è nessun problema. Non ci sono problemi. Sì, le strade sono pulite e vanno bene. Limitati i disagi nella terraferma veneziana, dove la neve è cominciata a cadere abbondante durante la notte per proseguire tutta la mattina. Circolazione quasi regolare per le strade di Mestre, dove pure non sono mancati piccoli incidenti. Noi eravamo pronti, il piano soppiano neve è in azione già da stanotte. Alle 7 è partito, tutti i mezzi sono partiti per il spargisale, chiaramente stiamo monitorando tutte le viabilità principali, centro storico compreso. Situazione meno rosea per le linee extraurbane del trasporto pubblico, con inevitabili ricadute anche sul capoluogo. In tarda mattinata CTV segnalava ritardi generalizzati fino a un'ora e possibili corse non effettuate o deviate. Problemi rientrati nel pomeriggio con il migliorare del tempo. Per chi ha deciso di muoversi in auto, da Cafarsetti raccomandano prudenza anche per le prossime ore, quando l'abbassarsi delle temperature potrebbe provocare gelate sul fondo stradale. Chiaramente un appello a stare attenti a chi deve uscire oggi per fare acquisti e qualsiasi tipo di attività lavorativa e non di assumere un atteggiamento alla guida di grande prudenza e di usare possibilmente i mezzi pubblici. Venerdì mattina, annunciano intanto da Veritas, nel centro storico di Venezia, Murano e Burano saranno possibili ritardi e rallentamenti nella raccolta dei rifiuti. Tutto il personale sarà impiegato per buona parte della giornata nelle operazioni di rimozione della neve e di pulizia della città. Sospesa la raccolta differenziata di carta, cartone e Tetra Pak. Confermata sempre per venerdì la chiusura delle scuole a Chioggia per il secondo giorno consecutivo, nonostante le previsioni diano per conclusa l'emergenza. Secondo ARPAV, la nevicata di queste ore è stata la più intensa in Veneto dal 2005. E vediamo le immagini della nevicata che ha interessato non solo Venezia, la terraferma, ma anche Jesolo. Ecco qui la spiaggia imbiancata con la gente che ne approfitta per una passeggiata sicuramente inusuale, non sabbia, bensì neve. Non è la prima volta, già la settimana scorsa inaspettatamente la neve era caduta sulla spiaggia di Jesolo, regalando a turisti e non solo un paesaggio davvero inusuale. Ecco qui la gente che appunto gioca a palle di neve tra i giochi, le giostrine che solitamente d'estate vengono vissute dai bagnanti. Immagini davvero uniche. Ed ora torniamo a parlare dell'inchiesta di Fanpage su camorra e rifiuti, perché parla Maria Grazia Canuto, l'architetto trevigiano finito nell'occhio del ciclone. Mi hanno dipinto come un mostro, dice, ma sono una persona per bene. Si è dipinto un mostro, si è dipinto un criminale, si è dipinto un po'. Si è detto di tutto. Una persona che è di questa terra, nata qui, è sempre stata qui, ha cercato sempre di lavorare dando un proprio contributo. È disumano, non si può, è una cosa troppo grave, troppo brutta. La voce rotta dal pianto e dalla rabbia. Maria Grazia Canuto è ancora provata, ma accetta di parlare al telefono. Da giorni nell'occhio del ciclone per l'inchiesta di Fanpage su rifiuti e camorra, la bioarchitetta trevigiana definita nel servizio la dama di mezzo, intermediaria che colloquia tranquillamente di soldi da riciclare con Nunzio Perella, ex camorrista infiltrato dal giornale per un finto affare su Marghera. Ma lei, a distanza di 2 giorni, attacca. Sono servita, avete avuto sotto le elezioni un boccone d'oro da potervelo girare, giocare. Questa è la politica ha voluto prendere una persona, io non sono niente, io sono un granello di sabbia che nella sua vita non ha fatto altro che lavorare per l'ambiente. E ribadisce. Ho voluto capire, proprio per andare dalle forze dell'ordine e dire: signori, ho giocato il suo gioco, ma per venirmi a raccontare che tra di noi, tra la gente per bene, ci sono dei criminali. La differenza era che io stavo lavorando per il bene del mio territorio, per capire, e quindi sono stata, diciamo, al suo gioco. Lui invece era lì che registrava e ha fatto diventare le mie parole il suo strumento. La domanda da giorni è una sola: perché non contattare subito le forze dell'ordine? In
forma le forze e digli di sedersi in un tavolo accanto, ma questa è la nostra normativa, è complessa, è articolata, la forza dell'ordine non ti può venire a sedersi su un tavolo, devi fare tutto un iter burocratico. Allora, cosa fai? Cerchi di arrivare fino in fondo. E racconta che a insegnarle che così si affrontano i camorristi, stando al loro gioco fino a smascherarli, era stato Carlo Piscitelli, il sindaco di Cervino nel Casertano, che la chiamò nella terra dei fuochi per gestire il grave problema di quelle zone. Abbiamo lavorato contro la criminalità, contro le organizzazioni. E ora, mentre i suoi legali sono pronti a dare battaglia contro Fanpage, resta lo sconforto di sentirsi abbandonata anche da chi conosceva bene. Gente che fino a ieri hai lavorato insieme, hai mangiato insieme, ma lei cosa fa? Ah, ma io non la conosco. Torniamo a parlare della firma di ieri, la firma della preintesa per l'autonomia del Veneto. Il governatore Zaia l'ha definita una giornata storica, ma esattamente cosa prevede l'accordo nelle 5 materie concordate? Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Una giornata storica, il punto di svolta per guardare avanti. Ieri a Roma la firma della preintesa per l'autonomia, seduti allo stesso tavolo i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia, insieme al sottosegretario Bressa. Un giorno che segna la storia, ma un giorno che segna anche l'inizio di un nuovo percorso, quello che porterà all'attuazione dell'autonomia intanto per le 5 materie concordate. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi ma semplicemente aperti con già delle risultanze, sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Dunque nello specifico, per quanto riguarda la sanità, la Regione avrà una maggiore autonomia nella gestione del personale, potrà modificare o eliminare il ticket nazionale. Per l'istruzione sarà possibile programmare l'offerta formativa anche per le scuole superiori e la Regione avrà l'opportunità di stabilire il numero di insegnanti necessari. E ancora per il lavoro, la preintesa dà un'autonomia sia legislativa che organizzativa per le politiche attive. In tema ambientale, la Regione Veneto avrà maggiori competenze per la gestione dei rifiuti e delle procedure di bonifica e per la prevenzione ambientale. Infine la voce più delicata, quella che riguarda l'Europa, al momento senza un accordo definitivo. Se da un lato il Veneto aveva chiesto di poter dialogare direttamente con l'Unione Europea, soprattutto per la gestione dei fondi, dall'altra il Governo ha risposto impegnandosi a presentare un disegno di legge ad hoc. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, parliamo di vaccinazioni. Chi chiede una proroga sulla scadenza del 10 marzo per il decreto vaccini si dovrebbe vergognare, è un irresponsabile che gioca con la vita per un pugno di voti. Parole durissime quelle del ministro Beatrice Lorenzin alla volta dei sindaci veneti. No a una proroga della scadenza, no alla possibilità di terminare l'anno scolastico per i bambini non in regola con la certificazione vaccinale. A una manciata di giorni dal 10 marzo, data in cui chi non ha le carte a posto sarà fuori da scuole e asili, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ribadisce la linea dura e chiude definitivamente alle richieste dei sindaci veneti che domandavano più tempo. La proroga la chiede soltanto chi non vuole far applicare la legge dello Stato, e chi non vuole far applicare la legge dello Stato su un tema come quello dei vaccini è un irresponsabile. Che sia un amministratore, un politico nazionale, è totalmente irresponsabile e sta cavalcando una cosa come quella dei Novax solo per prendere voti. È una vergogna, lo dico veramente in modo appassionato e totale questo. Lo scorso mese, ricorda Lorenzin, sono morte 2 persone di morbillo e abbiamo avuto 164 casi. Le istituzioni si devono adeguare a una legge che per alcune persone può fare la differenza tra la vita e la morte. Abbiamo permesso tutte le facilitazioni possibili alle famiglie, ora non faremo sconti. La legge è stata fatta per mettere in sicurezza la collettività, è stata per mettere in sicurezza le persone e i bambini. Noi abbiamo dato tutti i tempi possibili alle famiglie per adempiere agli obblighi delle vaccinazioni. Tra l'altro, se uno è stato rimandato dall'ASL o deve rinviarlo per motivi di salute secondo il calendario vaccinale non c'è nessun problema. Gli unici che vogliono la proroga sono quelli che non vogliono adempiere all'obbligo vaccinale.
Ormai mancano pochi giorni al 4 marzo alle elezioni politiche, per i partiti ultime battute di campagna elettorale per ribadire i punti del loro programma. Forza Italia ricorda come al centro dell'attenzione del partito ci sia il lavoro. La questione del lavoro, una scossa fiscale per riuscire a tenere qua tutte le imprese o più possibile, per dare la possibilità di avere lavoro alle nostre famiglie, ai nostri giovani e creare un futuro, anche perché se ci scappano le aziende creeremo pochi imprenditori che delocalizzano, che stanno bene, e interi territori alla povertà. In questi giorni all'interno del centro-destra si dibatte molto sul tema della leadership in caso di vittoria. Io credo che il quadro verrà fatto subito, di questo sono assolutamente convinto, perché credo che questa coalizione guardi il bene di questo Paese. Come ho detto un attimo fa, la questione è del lavoro, in questo territorio soprattutto anche la questione delle banche, che bisogna risarcire chi ha perso tutto per qualche gestione scellerata, per cui credo assolutamente che noi dobbiamo guardare oltre a questo territorio il bene della nostra gente. Apertura al Movimento 5 Stelle sarà possibile magari dopo il 5 marzo? Beh, io credo proprio di no, perché chi fa campagna elettorale, chi discute di politica offendendo gli altri, credo che non sia modo di far politica, ma è modo assolutamente di gestire il Paese. Chi ci vota per andare a amministrare in maniera seria e convinta e per il bene di questo Paese e di questo territorio. Una campagna elettorale fatta anche dal dibattito sulle promesse irrealizzabili. Ne ha parlato ieri sera nel corso della nostra trasmissione 20 e 10 il candidato di Priala, Giulio Cesare Giorgino. A me dispiace per la gente a casa che magari viene anche abbindolata da queste promesse veramente irrealizzabili. Noi l'abbiamo detto, bisogna passare iniziando da liberalizzazioni, vendita di beni pubblici non vincolati. Abbiamo tantissime caserme che sono vuote, utilizziamole, oppure vendiamo gli spazi, insomma vediamo quelle che sono le opportunità per poter diminuire questo carico di carrozzoni. Poi abbiamo parlato anche di enti inutili. Cottarelli aveva iniziato a fare un buon lavoro, è stato promosso ma in verità allontanato dal Fondo Monetario, aveva trovato tantissime voci di spesa che potevano essere tagliate. Tra parentesi, la spesa corrente italiana non è poi messa così male, andiamo anche meglio della Germania. Il nostro problema scatta nel momento in cui abbiamo gli interessi sul debito pubblico da pagare, quella è una stangata che cala su tutti noi. Per quanto riguarda la nostra posizione invece è sicuramente filo europeista e assolutamente per rimanere all'interno dell'euro, ma credo che non ci sia assolutamente il problema, a parte alcune forze che hanno avanzato questa ipotesi, ma non ci sono le condizioni a livello economico per poter uscire dall'euro, che non ci ha di certo impoverito, anche se alcune parti della stampa, alcune forze politiche continuano a dirlo, che il gelato prima costava 1000 lire, ora costa 2 euro. Non è assolutamente vero rispetto a quelli che sono stati i benefici portati dall'euro nella nostra economia. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Dopo la neve arriverà la pioggia, il tempo infatti sarà spiccatamente instabile nella giornata di venerdì 2 marzo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo instabile con piogge diffuse e possibile nevischio soprattutto al mattino, ancora sui settori occidentali della nostra regione. Migliorerà comunque entro la nottata. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e meno 1 grado, massime invece che si attesteranno tra i 3 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, piogge via via più diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, localmente anche moderate. Temperature molto fredde con minime comprese tra lo 0 e 1 grado, valori massimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso a quote basse, più sole invece sui settori di confine. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime in aumento tra 4 e 6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.